Ma buonasera a tutti amici da Napolillo 87, Forza Naples. C'è tanta amarezza per la sconfitta dell'Inter in Champions League. Sì, perché l'Inter aveva fatto una grande partita, aveva creato tante palle gol, avrebbe potuto vincerla la partita se solo fosse stata più concreta sotto porta. Ne ha avute di occasione fra Lautaro, Lukaku. Peccato, è un vero peccato perché l'avrebbe potuta chiudere lei vincendo l'Inter, invece no, è uscita fuori, non è bastato il cuore, non è bastata la grinta, non è bastata la voglia, non sono bastate le giocate di Lautaro, che è stato secondo me il migliore ancora una volta, che ha tanta qualità, tante giocate che ha fatto in campo. Se andiamo a pensare quella del sombrero dove se n'è andato, Di Petto ha tirato in porta però non ha centrato la porta. Comunque Lautaro sempre presente in ogni azione offensiva dell'Inter, dove proteggeva anche la palla, la scaricava a Lukaku poteva far di certo meglio. Dopo il gol sì, ha fatto un gran gol, però ne ha sbagliati altrettanti, così come lo stesso Lautaro. C'è la troppa furia, la troppa voglia di cercare il risultato, li ha portati a degli errori che non dovevano fare assolutamente, perché potevano gestirla meglio quando erano in fase offensiva e andare in una conclusione più concreta. Così non è stato, anzi il Barcellona, nonostante le tante assenze, per dirvi una molto importante, il nuovo pallone d'oro, cioè Messi, anche non essendoci Messi o altri giocatori, il Barcellona di certo non fa sentire la loro mancanza, perché anche sostituendoli con dei giovani della propria cantera hanno fatto una grande partita. Sì, l'Inter avrà creato di più, ma il Barcellona è pur sempre il Barcellona. Di possesso palla ha sempre giocato da Barcellona. Trova il vantaggio subito questo Barcellona, cioè dopo 20 minuti con Perez, grande gol, bel gol, sappiamo come si trovano loro a memoria e fanno un gran gol. Poi l'Inter non ci sta perché comunque crea tanto e nel finale di primo tempo riesce a trovare un gol meritatissimo, quello di Lukaku, gran gol, grande scarico e Lukaku tira in porta e fa un gran gol. Secondo tempo è sempre l'Inter a cercare di vincere la partita, ovviamente il Barcellona già essendo qualificato gioca di attesa, di velocità, di contropiede, di possesso palla, cioè per loro non hanno nulla da perdere, giocano di possesso palla per aprire spazi, ma l'Inter quando parte di contropiede fa sempre male, ha fatto sempre male al Barcellona. Il Barcellona ha sofferto, ma diciamo che la fase difensiva del Barcellona è stata molto brava. Todipo è uno di quelli che mi è piaciuto tanto perché veramente era sempre a contrastare le attaccanti, ad anticipare l'attaccante, anche quando abbiamo visto nel finale l'inserimento di Politano per creare qualcosa in più per appunto per saltare il difensore e creare l'occasione per andare in rete. Todipo c'era sempre su ogni pallone, così come Lenglet, così come Vaguet. Molto bene la fase difensiva. Parliamo del centrocampo, Rakitic, tanta personalità, palla al piede. In un'occasione ha saltato anche tutta la difesa dell'Inter facendo un brutto tiraccio, però questo fa capire quanta personalità ha avuto il Barcellona, anche con le assenze. L'Inter, ripeto, in contropiede ha fatto le sue occasioni, le ha avute e non l'ha sapute sfruttare, proprio per la troppa voglia di fare, alla fine non è riuscita a portare un risultato positivo, nemmeno un pareggio, addirittura la beffa nel finale. Da un nuovo talento del Barcellona, Ansu Fati, che fa un grande gol anche con l'Inter dopo averne fatti tanti. Si dice bene che sia un nuovo talento questo qui del Barcellona. Infatti, da come è entrato in partita e come scambiava con i suoi amici e per il gol che ha fatto abbiamo visto delle qualità, abbiamo visto la giocata, abbiamo visto come proteggeva il pallone. Dispiace perché c'è tanta amarezza, c'è tanta delusione perché comunque l'Inter ci ha messo il cuore, ci ha messo tutto, ma alla fine il risultato va dalla parte del Barcellona, la squadra che si è dimostrata più forte, anche se l'Inter avrebbe meritato di sicuro di più che la sconfitta. Niente amici, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti. Mi dispiace per l'eliminazione dalla Champions. Mettete tanti like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto il canale di Napoliello 87 ed iscrivetevi al canale.
Buonanotte a tutti amici da Napoliello 87 e come sempre voglio forza Napolès.